Nel cimitero di San Michele il primo funerale ecologico, via il legno, ora per le cremazioni, bare di cartone, ecologiche e meno costose. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli. Prendendo spunto da un'indicazione del Comune di Venezia, un'impresa funebre ha pensato al funerale ecologico, ma sentiamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Bare di cartone al posto del legno per le cremazioni. A Venezia, nel cimitero di San Michele, c'è stato il primo funerale ecologico. La proposta è di un'impresa funebre veneziana che ha accolto un'indicazione del comune di utilizzare materiali meno inquinanti per le cerimonie funebri. Per le casse in legno, ad esempio, si utilizza una vernice che poi emette esalazioni al momento della bruciatura, perché, come spiega il titolare dell'impresa, le bare di cartone hanno solo un rivestimento in cellulosa e con lo stesso materiale vengono fatti i nastri adesivi per sigillare il contenitore. Eccone alcune. Dunque, ecologia ed economia. La pratica delle bare in cartone per le cremazioni non è comunque una novità. In altri paesi, come il Giappone, è già ampiamente utilizzata da tempo. Per questa edizione di TG Venezia Mestre è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.